Sentiamo adesso che cosa ha dichiarato Franco Rocchetta, che è uno dei fondatori della Lega e della Liga Veneta, uscito dal movimento nel 1994 per disaccordi con i vertici di quel tempo. Sentiamo un po'. Questo episodio è conseguenza dell'abbandono da parte della Lega degli ideali federalisti, pacifici, civili iniziali. Oggi la Lega è una forza che semina l'odio, diffonde odio, incitamento alla violenza e alla guerra civile. Lo Stato italiano si mostra compiacente rispetto a questa azione vergognosa. Il leader della Lega, allora, Bossi, che cosa dice? Irride alla vicenda e rivolge un appello ai padani. Sentiamo Renato Andreolassi. La cosa è organizzata per danneggiarci in un qualche modo nell'immagine, infatti che lì è una cosa, un teatro, insomma, una cosa irreale, ma il problema, direi, io ho letto subito un avvertimento a noi: o voi tornate a Roma, rinunciate a fare la politica sul territorio, e Roma per noi vuol dire nessun cambiamento, quello che sta avvenendo in bicamerale non cambia niente, oppure noi siamo in grado di organizzare qualsiasi pasticcio. La risposta gliela diamo. Se vogliono danneggiare il 25 maggio, le elezioni come la bombetta di Milano 2 giorni prima, se vogliono dare spago alla magistratura per usare il codice Rocco, noi la risposta gliela diamo. Spero che il Nord capisca bene di cosa si tratta, di quali mafiosi si muovono nell'ombra, e il 25 maggio venga il referendum di autodeterminazione con la massima determinazione, perché la Padania e i padani sono popoli civili, non possono stare in uno Stato che mette in piedi queste sceneggiate. E sinceramente noi facciamo un'azione estremamente incisiva e democratica, sicuramente invece questa è un'azione negativa e contro la Lega, contro la nostra battaglia, ha il sapore di un'azione messa in piedi dai soliti fratelli romani, i quali vogliono controllare in modo coloniale il Veneto e l'intero. Dunque, secondo gli inquirenti, tra gli arrestati ci sarebbero 3 attivisti della Lega, uno tra gli altri fondatore di una sezione del Padovano. Sì, beh, non so se siano attivisti o meno, ma non cambia la sostanza. Questa è gente che lavora contro la Lega e che non ha capito nulla. Questi si rifanno alla Liga e sono fondatori, tra l'altro risulta, no, che siano fondatori fra i primi della Liga, quindi la rifondazione lighista. Parlano non a caso di Serenissima e di Veneto, non parlano mai di Nord e di Padania come noi invece facciamo da tempo. Quindi secondo voi non vi appartengono? No, non ci appartengono, anche se ci appartengono questi sono fuori dalla Lega da subito, non esiste in Lega una cosa del genere. Certo, un brutto segnale comunque per la Lega. Beh, è un segnale che qualcuno non ha capito o che qualcuno è strumento di qualcosa di più grande di lui. Magari in buona fede, ma è strumento di un disegno più grande di lui. Significa quindi che anche all'interno della Lega ci sono delle strumentalizzazioni molto probabilmente? Sì, consapevoli o inconsapevoli, ma c'è certamente qualcuno che sogna da sempre la divisione fra Veneto e Lombardia, perché indebolire la Lega significa colpirla e significa annientarla nei sogni di questi strateghi. È cominciata la riscossa, così ha commentato i fatti di oggi Fabio Padovan, fondatore della Life. Ci sono patriotti coraggiosi che hanno deciso di combattere in modo serio per la loro patria, ha dichiarato Padovan. Non posso che riconoscermi nel loro gesto.